Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fly all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, gonna be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie a te, cara Natalia, buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1181 di oggi, giovedì 23 di aprile dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340 670 9659. Se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp, che dir voglia si dà adesso, 0292947222 per il telefono, quando lo dirò io. Cominciamo la nostra trasmissione con le ultime notizie. Molto semplicemente Trump ha detto di sparare a vista su qualunque barchino, motoscafo, imbarcazione che si attenti a deporre mine nello stretto di Hormuz. E in particolare Trump afferma che la chiusura e il controllo da parte degli americani di Hormuz è totale. Detto ciò, arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi, diritto e rovescio. Vai pure, Natalia. Le due di gran lunga più grandi potenze militari del mondo, cioè gli Stati Uniti da una parte e la Russia dall'altra, si sono impantanate nei loro conflitti con due paesi minuscoli, come sono in fondo l'Ucraina e l'Iran. È come se un leone fosse stato messo in fuga da una gazzella. Cosa sta succedendo? È il caso di domandarsi. Il fatto è che le guerre moderne non si possono combattere con le bombe atomiche e che le grandi potenze affrontano queste guerre con mezzi eccezionalmente potenti che però sono neutralizzabili da mezzi modesti ma anche micidiali. Che cosa può fare, ad esempio, una portaerei che un tempo per indurre alla resa bastava che si esibisse davanti a una costa? Che cosa può fare, dicevo, una portaerei contro uno sciame di 400 droni lanciati contemporaneamente? E come può difendersi una grossa portacontainer
dai barchini corsari, e un immenso carro armato è disintegrabile da un missile portato a spalla e sparato da dietro un muro. Le guerre moderne quindi non si vincono più con i mezzi perfezionati che furono usati nella seconda guerra mondiale, ma le grandi potenze pare che non lo abbiano ancora capito. Qui Parlamento. Io do il bentornato all'onorevole Elisa Montemagni. Buonasera. Buonasera, grazie a tutti i nostri ascoltatori. E allora, oggi, nel giorno in cui la Vespa della Piaggio compie 80 anni, lei invece fa un question time su un altro tipo di Vespa che non è con due ruote, ma è molto più pericolosa. La Vespa Velutina. Cosa è Diciamo che la successo? Vespa Piaggio è un orgoglio tutto nostro, e la Vespa Velutina un po' meno, ecco. Esatto. Come è andato il question time? Il question time è andato piuttosto bene, insomma, ci sono in corso degli approfondimenti dal punto di vista di ricerca, oltre a dei fondi già stanziati, si parla di milioni. Noi abbiamo un problema abbastanza pesante nelle province di Lucca e di Massa Carrara, perché la Vespa Velutina, come sappiamo, non è altro che il calabrone asiatico, che è un predatore delle api, e di conseguenza tutto quello che serve per impollinare, quindi le api, rischia di avere un danno, oltretutto per gli agricoltori, ma poi le razze adulte tendono a cercare i zuccheri, quindi rischiano di andare a rovinare anche i vigneti piuttosto che i frutteti. Quindi è un animale molto molto pericoloso che purtroppo ci è arrivato qui dall'Asia sud-orientale, in Europa nel 2004, in Italia nel 2012. Quindi bisogna contenerlo, perché altrimenti rischiamo che faccia dei danni molto ingenti alle api, alle aziende, insomma, e anche alla flora, ai boschi, perché no? Se non ci sono le api che fanno l'impollinazione, ovviamente si rimette tutto l'ecosistema e la biodiversità. Decisamente. Senta, che cosa possiamo fare per contenere questa minaccia? Ma ci sono dei progetti che sono delegati alle regioni, dei fondi ministeriali già assegnati. Per esempio in Toscana sono arrivati oltre 1 milione di euro per il contenimento. È chiaro che anche se il contenimento c'è, si vanno a distruggere gli alveari, si cerca di andare a risolvere il problema, non c'è altro modo di risolvere il problema se non cercare di distruggere gli alveari e di far venir meno, no? Questa Vespa. Però è chiaro che si sta cercando anche di mettere in campo, c'è in corso una ricerca specifica per andare a trovare un agente che vada a contrastare la Vespa Velutina, perché purtroppo in questo caso le api devono essere assolutamente tutelate, sappiamo quanto sono importanti per tutti noi. Senta, immagino che gli apicultori abbiano parlato con lei, abbiano fatto sentire il grido di dolore. Più o meno a quanto ammontano i danni? È possibile fare una stima? Ma allora, i danni stimati precisamente io non li ho, però si parla di perdite di alveari interi, quindi è chiaro che per chi fa l'apicoltore il danno è assolutamente ingente. Poi ci sono delle zone che sono più colpite, zone che sono meno colpite. L'obiettivo è quello di contenere, perché se si diffonde in maniera uniforme in tutta Italia il danno ovviamente viene moltiplicato all'inverosimile, per cui dobbiamo cercare di contenere. I tentativi sono stati fatti in questi anni, ma i risultati ancora non sono soddisfacenti, perché comunque è chiaro che stiamo parlando di un insetto che si muove, vola, si riproduce e di conseguenza diventa complesso da gestire. Ci sono anche appositi canali dove segnalare i nidi di queste vespe, che poi dopo c'è chi va, le rimuove e quindi cerca anche in quel caso di fare del contenimento, però non sempre sono riconoscibili da tutti intanto, no? Perché è chiaro che ci vuole un occhio attento e ci vuole riconoscere la specie, ma anche dal punto di vista proprio di comunicazione, forse non tutti sanno che questa Vespa Velutina esiste e che crea un danno così grande. Si cerca sempre di fare anche un po' di comunicazione per far capire alle persone che se intercettano devono segnalare in modo che l'alveare venga distrutto.
Molto bene. Senta, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Beh, i prossimi impegni intanto stiamo per iniziare la campagna elettorale delle comunali, evidentemente. Ci sono tanti comuni in tutta Italia, domani c'è la presentazione delle liste, però noi alla Camera stiamo votando, domani chiuderemo il decreto sicurezza, siamo insomma da martedì con un'opposizione molto, molto dura, che insomma come al solito sembra essere sempre dalla parte sbagliata, però insomma arriveremo in fondo anche questa volta. E poi stiamo aspettando tutte le varie partite aperte, insomma sono molte, dalla Commissione Ambiente e Lavori Pubblici stiamo aspettando, e qui va ringraziato il nostro Ministro Matteo Salvini, che dopo tanti anni ha messo mano a una cosa che è fondamentale, che è il testo unico dell'edilizia, che sembra una banalità, ma l'edilizia nel nostro paese è fondamentale, è importante, muove gran parte dell'economia, quindi andare a modernizzare il testo unico era necessario e ci voleva Matteo Salvini per farlo, quindi questa è una partita a cui io tengo molto e che credo insomma che avrà un buon riscontro sul territorio. Molto bene, onorevole, io la ringrazio e le auguro buon lavoro, mi raccomando. Assolutamente sì, non ci fermiamo mai. Grazie mille a voi, buona serata e buon lavoro. Grazie, adesso sigla. Qui Parlamento. Ecco appunto, mi raccomando, state attenti alla Vespa velutina che non è né amichevole né tantomeno un orgoglio rispetto alla Vespa voluta da Enrico Piaggio e dall'ingegner Corradino Dascanio, che veniva brevettata quest'oggi, 80 anni fa. Motocicletta complesso razionale di organi ricoperti da una carrozzeria. Più o meno dovrebbe essere questa la definizione che diede del mezzo la buonanima del geniale ingegnere Corradino Dascanio. Io qualche anno fa, per conto di Officina del Vespista, con cui collaboravo, Officina del Vespista è la Bibbia dei vespisti in tutta Italia, ho avuto l'onore e il privilegio di intervistare le sorelle Dascanio, che sono le 3 nipoti dell'ingegner Corradino Dascanio, gentilissime, sono stato a Pisa a trovarle e mi hanno raccontato quest'uomo straordinario, perché era un uomo che in realtà non riusciva a stare con le mani in mano. Cioè, pensate, lui aveva la Vespa 400. La Vespa 400 era una microcar costruita dalla Piaggio in Francia, non potevano farla in Italia perché sennò violavano un patto di non aggressione con la Fiat che faceva la 500. E con questa macchinetta l'ingegnere andava in giro, no, per Pontedera, faceva le sue commissioni. Se arrivava alla fermata dell'autobus, se passava davanti alla fermata dell'autobus e vedeva uno fermo lì ad aspettare, lui accostava, tirava giù il finestrino e diceva: "Senta, ha bisogno di un passaggio, dove vuole essere portato?" Perché lui non sopportava i tempi morti e non sopportava che la gente dovesse fare la coda. E quindi si metteva a disposizione. Oggi se uno t'accosta con la macchina, tira giù il finestrino e ti dice scusi, lei dove deve andare? Insomma, non credo che finisca bene. Mi pare che finisca in caserma o al commissariato probabilmente. A quel tempo si poteva fare. E poi era un uomo che in realtà non si è mai vantato della Vespa. L'ingegner Corradino Dascanio in realtà tutto il suo amore è stato per l'elicottero, del quale egli è, come tutti sanno, inventore, e in particolare l'accordo che aveva fatto con Enrico Piaggio era stato questo: io lavoro, potenzio la Vespa, la miglioro, faccio in modo che questa mia creatura venda sempre di più, quando aumentano le vendite mi aumenti lo stipendio, però io voglio avere libertà d'azione per la costruzione per seguire il mio sogno dell'elicottero. Quando sono arrivati al DAT 3, mi pare, al Dascanio 3, e hanno fatto la sperimentazione, l'elicottero si è alzato, ma c'è stato un incidente e non ricordo se il pilota sia addirittura morto. E quindi da quel momento Piaggio disse a Dascanio: "Guardi, da questo momento noi usciamo definitivamente da questa impresa, andiamo avanti con la motocicletta, andiamo avanti con la Vespa, l'Ape e tutto il resto". E la cosa più commovente che io mi ricordo di questa visita
alle sorelle d'Ascanio, che saluto e che abbraccio con tanto affetto, non è tanto la tovaglia ricamata con sopra le vespe, la vespa che va in giro, ma dei disegni, perché l'ingegner D'Ascani è morto nel 1981, dei disegni che lui, ormai ultra novantenne, aveva abbozzato su un foglio di carta. E anche arrivata alla fine dei suoi giorni, l'ingegnere aveva continuato a disegnare uomini che andavano in giro con una motocicletta che somigliava molto a quella motocicletta complesso razionale d'organi, con carrozzeria che lo ricopre, che io vi ho raccontato e che in oltre 18 milioni di esemplari circola in tutto il mondo, ed è la Vespa. Finisco con Antonio Tabucchi. Antonio Tabucchi, grande scrittore appassionato dell'India, raccontò una volta di essere arrivato a un passaggio a livello in un posto sperso dell'India. La Land Rover si fermò e accanto arrivò, si sentì brum bum 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 bum, arrivò una Vespa malandata di colore blu. La portava un indiano, la guidava un indiano, e sul pianale di traverso, stecchito dentro un tappeto, c'era un indù che era morto, lo stava portando alla pira per poterlo bruciare, no? Per poterlo cremare come si fa da quelle parti. E Antonio Tabucchi raccontò, dice, io non so perché, ma ho tirato giù il finestrino, l'ho guardato, ci siamo guardati e io gli ho detto I am Italian. Passato il treno, l'indù lì per lì restò un po' così, poi mentre tirava su la sbarra del passaggio a livello, l'indiano si illuminò e cominciò a gridargli Italy Vespa, indicando lo scooter che cavalcava, e si salutarono così. Pausa, pubblicità e poi parliamo un po' con la nostra Gabriella Ronza, capo espiatorio e gogna social. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. No, io non c'entro niente, non è colpa mia. Quante volte abbiamo, a seguito di un'accusa, sentito questa frase? Quante volte cerchiamo un colpevole nei fatti, nelle cose, negli altri? La ricerca di un colpevole sembra essere diventata la nostra priorità assoluta, un bisogno che precede persino la ricerca del senso. Ma proprio parlando del senso, oggi nella nostra rubrica Parliamo un po' di, il nostro spazio libero di riflessione e confronto, voglio scavare nelle radici di questa ossessione. Esploreremo il concetto di capro espiatorio, un meccanismo antico, quasi mitologico, che attraversa la storia umana in modo invisibile ma davvero potente.
arrivando a dominare i nostri moderni feed sui social media. Esiste un istinto ancestrale che ci spinge ad attribuire al male un volto preciso. Questo non succede con il bene. Sapete come si dice? Il bene si fa, ma si fa in silenzio. Il male esige invece sempre un soggetto, un bersaglio. È qui che nasce il capro espiatorio. Nelle società arcaiche questo non era un modo di dire, ma un rituale fisico. Si prendeva un animale, lo si caricava simbolicamente di tutti i peccati della comunità e poi lo si scacciava o addirittura lo si sacrificava. E questo significava liberarsi dal caos e ristabilire l'ordine. Ancora oggi conserviamo tracce di questa mentalità in piccoli rituali gestuali, come l'usanza a Capodanno di scacciare le sfortune, i mali dell'anno passato rompendo magari dei piatti di ceramica. Tuttavia, se in antichità si usavano appunto gli animali, questo concetto di capro espiatorio ha preso poi una parabola simbolica che lo ha fatto coincidere con l'idea che possa essere anche proprio un volto umano. Questo processo può nascere ovunque, in una famiglia, tra colleghi, in un'azienda o tra intere nazioni. La scelta della vittima non è mai casuale, cade solitamente su chi è percepito come diverso o in alcuni contesti come vulnerabile. Pensiamo ai fenomeni di bullismo scolastico, dove il gruppo si compatta contro un singolo membro ritenuto debole. Lo si carica di tutta la frustrazione e la rabbia che nasce in un ambiente del genere. La verità è che la ricerca del capro espiatorio non serve a trovare appunto la verità, ma a semplificarla. È una scorciatoia mentale, poiché individuare un colpevole fuori di noi ci permette di non fare metacognizione, di non autoanalizzarci. Un punto di rottura fondamentale in questa narrazione è offerto dalla visione cristiana dall'analisi del filosofo René Girard. Nel cristianesimo, secondo Girard, Gesù Cristo viene presentato come il capro espiatorio definitivo, ma c'è una differenza radicale rispetto ai riti arcaici. Egli è la vittima innocente. Secondo Girard, i Vangeli compiono un'operazione rivoluzionaria da questo punto di vista, smascherano la violenza collettiva. Mentre nei miti antichi la comunità è unita dalla convinzione che la vittima sia colpevole e quindi la sua eliminazione porti ordine nel caos, pace, il racconto evangelico grida all'innocenza della vittima, togliendo ogni giustificazione morale al meccanismo del sacrificio. Il sacrificio di Gesù non serve a placare una divinità iraconda, ma a mostrare all'uomo la falsità del suo bisogno di violenza per sentirsi in qualche modo in una sfera appunto collettiva. Oggi questo schema antico ha trovato un'accelerazione formidabile nel web. La gogna pubblica, che un tempo era uno strumento di punizione fisica nelle piazze medievali, è diventata il nostro nuovo rituale collettivo. Basta un errore, una parola fuori posto, un'affermazione ambigua perché una persona diventa il centro di una rabbia generale. Migliaia di individui partecipano contemporaneamente allo stesso gesto: individuare, colpire, scacciare, espellere. In questo tritacarne la persona scompare, diventa un simbolo su cui proiettare le nostre frustrazioni, la rabbia e in qualche modo anche il nostro bisogno di sentirci giusti. Attaccare il colpevole del giorno il più delle volte può essere una persona già nota, ma altre volte una persona assolutamente anonima, diventa un modo per difendere la propria posizione, per sentirsi parte di un gruppo buono contro qualcosa che si distingue per malvagio. Ma il rischio è lo stesso di millenni fa, illudersi che eliminando quella persona in qualche modo si elimina il problema. Chi subisce questo ruolo ha comunque ovviamente delle conseguenze anche dal punto di vista psicologico, finisce per interiorizzarlo. Si sviluppa un senso di colpa paralizzante, l'idea di essere destinati a essere qualcosa di sbagliato. Forse allora ci sarebbe da chiederci, più che la domanda chi è il colpevole, ma quella perché abbiamo ancora bisogno di colpevoli, oppure perché abbiamo sempre bisogno di colpevoli, anche quando non è necessario, anche quando effettivamente un colpevole non c'è. E voi? Vi è mai capitato di sentirvi in qualche modo capri espiatori in un determinato contesto? Fatemelo sapere nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like o appunto un commento, seguitemi, mi aiuta tanto. Intanto io vi saluto e vi aspetto qui nel prossimo video. Ciao! Signore e signori, buongiorno, è il comandante che parla. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, grazie alla nostra Gabriella, alle 18, 38 minuti e 54 secondi, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, puntata numero 1181, un'occhiatina all'ANSA, flash, Meloni sulla crisi energetica, l'UE deve essere più coraggiosa, ancora il presidente Mattarella
Se prevale la legge del più forte e la barbarie nella vita internazionale, i valori della liberazione scolpiti nella Costituzione, ancora Soloviev, il megafono di Putin, torna sull'Italia, attacca anche Mattarella, che noia. Ancora Trump ordina di distruggere qualsiasi nave metta mine a Hormuz. Mondiali, la FIFA gela l'idea di Zampolli, dall'Italia no al ripescaggio. Adesso però parliamo di libri, è tornata a trovarci la nostra Anna Maria De Luca, la nostra psicologa esperta di scuola, ma anche pittrice, e stasera parliamo di libri tra depressione, calcio, sesso. Insomma, una triade decisamente interessante. Vai pure Natalia, grazie. Anche questo giovedì è tornata a trovarci la nostra Anna Maria De Luca, che vi ricordo essere psicologa, esperta di scuola e incidentalmente, lo ricordiamo pure, pittrice, perché è anche pittrice, anche se ultimamente mi dice che non pratica più molto i pennelli, però noi confidiamo in un bel quadro al più presto. Allora, cara Anna, ben trovata intanto. Ben trovati a voi. Ecco. Or dunque, il primo libro di questa stasera avremo 3 libri molto interessanti. Il primo libro arriva direttamente da Giunti Psicologia ed è a cura di Sean M. McClintock e Jimmy Choi, Neuropsicologia della depressione. Molto spesso si dice, mi sento depresso, poi è molto interessante il modo in cui la depressione viene descritta nella prefazione, uno stato di perpetua deriva, cioè questo essere naufraghi a se stessi. Ma com'è che si diventa depressi? Sì, allora guarda, questo è un libro molto, molto importante, scritto da più di 60 esperti internazionali che si occupano appunto di depressione, perché appunto la tua domanda è più che legittima. Ad oggi, tra le varie ipotesi che nel corso dei secoli, diciamo, si sono susseguite, quella più accreditata è che la depressione sia un disturbo multifattoriale, cioè dove convergono sia aspetti biologici che aspetti psichici e sociali, c'è un'interazione profonda di questi 3 aspetti. Però in che modo esattamente questi fattori si intersechino e come i cambiamenti biologici diano origine poi ai sintomi depressivi sono interrogativi sui quali si sta lavorando e sta lavorando da molto tempo. E questo libro focalizza l'attenzione sulla fisiopatologia della depressione, cioè proprio sul fisico, perché noi come dire, noi siamo fatti di carne, siamo fatti di corpo, no? Siamo fatti di quindi così come le malattie fisiche, anche molte malattie che riguardano il nostro animo, la nostra mente, possono avere un'origine fisica. E diciamo che solo negli ultimi 2 decenni che gli scienziati hanno sottolineato, hanno studiato le anomalie nella struttura e nella funzione dei circuiti cerebrali chiave, sia valutando casi post mortem, per esempio analizzando pazienti depressi purtroppo deceduti, si è arrivati a capire che ci sono delle alterazioni dei recettori delle monoammine, no? Quindi è un'ipotesi diciamo noradrenergica, si direbbe, sia analizzando le persone vive ma depresse, quindi con tecniche che possono essere sia invasive che non invasive, per esempio il neuroimaging per valutare la struttura cerebrale, le reti neurali nella depressione sono, come dire, è fondamentale analizzare anche che cosa accade fisicamente. Per esempio la risonanza magnetica funzionale, no? È una tecnica che ci dà delle informazioni utili sulla funzione cerebrale perché misura i cambiamenti del flusso sanguigno. Cioè, per spiegartela per spiegarlo, come dire, in modo semplice, quando una regione del cervello diventa più attiva, richiede più risorse. Chiedendo più risorse significa che chiede più glucosio e più ossigeno. Quindi il flusso sanguigno aumenta, no? Nella regione cerebrale che si attiva magari mentre tu fai una determinata azione, un determinato compito. Quindi che succede? Che il sangue cede ossigeno alla regione cerebrale e quindi il sangue diventa deossigenato. Ora, se tu pensi che il sangue ossigenato e quello deossigenato hanno delle proprietà magnetiche diverse, quindi la risonanza magnetica funzionale registra
queste differenze di magnetizzazione nel tempo come indice dell'attività cerebrale. Questo certo non è un metodo invasivo, è uno dei metodi oggi anche più usati per spiegare, adesso senza entrare troppo nei dettagli, ma per spiegare che è vero che la depressione è una reazione dei fatti, degli eventi della vita che accadono o che noi percepiamo in un modo piuttosto che in un altro, no? Però è vero anche che noi viviamo dentro un corpo e quindi quando si parla di depressione bisogna capire anche che cosa succede nel nostro cervello, cioè proprio fisicamente. No, quindi i processi cognitivi, la regolazione delle emozioni negative, per esempio, vanno in tilt nella depressione. E quindi questo libro appunto attira l'attenzione sul fisico, cioè sulle alterazioni dei neurotrasmettitori, su come i cambiamenti fisici si leghino alla depressione. Per esempio nelle persone anziane, no, spesso problemi cardiovascolari sono legati alla depressione, persone che soffrono di cuore, persone che soffrono, non so se ti è capitato di avere parenti che a un certo punto, prendendo medicine per il cuore eccetera, vedi che piano piano diventano sempre più tristi. Cioè Sì, quella è è una causa, successo, è sì, successo. capito, è dovuto sia all'età, al fatto di avere meno tempo avanti rispetto a quanto ne è dietro, a delusioni della vita, però è anche una causa fisica, legata appunto alle condizioni del cuore. Quindi è un libro estremamente affascinante e anche molto complesso, edito appunto da Giunti. E un'ultima cosa ti volevo dire appunto su questo libro, che Giunti Psicologia in particolare, è una realtà enorme. Tu pensa che ha più di 200 corsi, no, per i professionisti, anche per i crediti, e ha più di 200 dipendenti in 16 paesi, si occupa di psicologia a 360 gradi. Giunti Psychometrics, no, è parte del gruppo Giunti, è stata fondata a Firenze negli anni '50 e oggi è il principale editore per gli strumenti psicometrici in Italia. E questo libro, che è molto tecnico, è appunto edito da Giunti, quindi assolutamente da consigliare per tutti quelli che vogliono capire di più sulla depressione. Senti, il secondo libro arriva da Armando Editore, a cura di Bruna Marzi e Quirino Zangrillo. La psicoanalisi di fronte alla sessualità, espressioni attuali. In effetti la sessualità è stata da sempre oggetto di analisi da parte della psicanalisi, fin da Freud. Ora non stiamo a fare qui tutta la storia della psicanalisi e il sesso, però effettivamente ci sono alcuni temi che restano e forse sono da discutere a maggior ragione in questi tempi così incerti. Per esempio, il sesso si forma quando noi siamo in utero oppure no? Da cosa nasce il sesso? L'essere maschio o femmine, desiderare un uomo o una donna? Allora il libro focalizza questo in un capitolo dedicato che si chiama Il delirio del terzo sesso e appunto specifica che i sessi sono due, no? Biologicamente sono due, uomo e donna, e qua non ci piove. Poi la cultura woke, come tu sai, il fluid gender, Sì. eccetera, sostiene che ci sono varie gradazioni, no? Varie gradazioni. Sì. Ma biologicamente non è così, nel senso che biologicamente ci sono uomini e donne. Poi un uomo può essere gay, una donna può essere lesbica, ma restano sempre uomini e donne. Esatto. Quindi questo capitolo del libro, scritto da Quirino Zangrilli, in particolare, come dire, smonta appunto questa teoria della fluidità gender, perché la considera un condizionamento sociale, la considera quasi una religione,
una religione talmente, lui scrive, una religione talmente potente che ha reso difficilissimo in passato esporre tesi come quelle che sto illustrando, pena un ostracismo scientifico o peggio una persecuzione economica o addirittura penale, una reazione violenta tipica delle religioni fondamentaliste. Il che devo dire è un atteggiamento che abbiamo sperimentato un po' tutti, no? Cioè quando dici qualcosa che sembra non, come dire, politicamente corretto, vieni aggredito, no? Perché è come se uno non avesse più il diritto di esprimere il proprio pensiero. In questo caso non si tratta di pensiero ma di scienza, perché cioè, nessuno può negare che esiste, cioè si nasce uomini e si nasce donna. Quindi è come dire, è una spiegazione scientifica che smonta queste teorie che sono sempre più, come dire, più quale può essere secondo te la parola giusta per definire, più invasive nella società? Perché la sua posizione si basa sulla scienziata e scrittrice Debra Soh, che scrisse un saggio molto importante nel 2020, appunto mettendo in discussione le tesi contemporanee, spesso definite woke, sul genere fluido. E se tu pensi dal punto di vista biologico e neuro-ormonale, cioè è normale, no? Il sesso è definito dall'assetto cromosomico. Quindi gli individui femminili generano ovociti, gli individui maschili generano spermatozoi. Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche non sono noti altri tipi di cellule sessuali negli esseri umani. Quindi, cioè, è così, non ci piove. Poi il genere viene inteso poi come manifestazione del sesso biologico, no? Quindi il sesso è radicato nei cromosomi, mentre il genere come manifestazione fenotipica del sesso. Però la struttura dei gameti è binaria, cioè maschile o femminile, e fonda la binarietà del sesso. Quindi già basterebbe basarsi su questo per smontare, voglio dire, tutta questa fluidità. A un certo punto fecero anche dei corsi di formazione per docenti anni fa, dove i docenti, cioè spiegarono ai docenti che a loro volta avrebbero dovuto spiegare ai ragazzi tutte le varie gradazioni, che non sono 2, 3, 5, ma tipo una ventina, no? Neanche me le ricordo tutte, una ventina come dire, dell'identità sessuale. Adesso, posto che ognuno cioè, può vivere come gli pare, può essere quello che è, teorizzarlo diventa molto arduo, perché comunque noi siamo parte di questo pianeta, così come gli animali, così come le piante, non è che improvvisamente modifichiamo la nostra natura su 20 declinazioni diverse, no? Quindi sì, insomma, la tua domanda ha risposta in questa parte del libro, dove si parla anche appunto di psicanalisi e sesso, perché come dire, lo psichismo intrauterino di cui parlavi tu ormai è più che consolidato nella scienza. Cioè, noi sappiamo che già nell'utero esiste una vita intrapsichica del bambino prima che nasca, e cose che il bambino nell'utero subisce o comunque vive prima ancora della nascita poi possono influenzare anche gli anni successivi. Quindi così come è certo che la vita intrapsichica è precedente alla nascita, altrettanto certo che noi nasciamo o maschio o femmina. Poi tutto il resto vuol dire costruzione mentale, no? Costruzione mentale, credenze, abitudini, decisioni, scelte, ma biologicamente questo è. Decisamente, aggiungerei. Il problema è che qui si sta cercando di far passare la scienza, o meglio, l'ideologia con la scienza, la si trasforma in scienza, e questo francamente non è accettabile. Io potrei anche percepirmi come camion autoarticolato domattina, ma non è una cosa scientifica. Sono io che nella mia testa mi figuro così, ma sempre un maschio resto, non è che cambio. Ma sono tempi veramente confusi e confusionari, e peraltro nell'essere confusi e confusionari questi tempi appunto mescolano la scienza con l'ideologia, e la cosa più drammatica è appunto quello che diceva il dottor Zangrilli, cioè qui se tu provi a fare un discorso di carattere scientifico
immediatamente arrivano gli invasati e ti dicono sei un omofobo, sei un fascista, tanto ormai fascista è come il nero, si porta con tutto, fa fine e non impegna, lo si può attribuire a qualunque pensiero che non sia il nostro. Senti, chiudiamo la nostra carrellata. Sì, ma anche perché, Sì, dimmi. ti dico solo questa cosa, la fluidità di genere, no? Il gender fluid, descrive, secondo appunto queste teorie, un'identità di genere che non è fissa o stabile nel tempo, ma che può cambiare a seconda del momento della vita. Cioè, essere gender fluid significa che una persona può essere in tempi diversi, più maschile, più femminile, neutra, non binaria, oppure un mix di tutte queste identità, no? Sì. Cioè, da una fluidità che si può manifestare per periodi brevi o lunghi, indipendentemente dal sesso di nascita. Sì. Però capisci che accettare una posizione del genere significa mandare, diciamo, in soffitta, per non dire peggio, qualsiasi processo di identificazione stabile, di identità, di stabilità psichica che fondato sulla psicanalisi, sull'analisi, su tutta la storia di quello che noi sappiamo della costruzione dell'identità umana. È vero, è proprio così. Senti, chiudiamo la nostra carrellata con quest'ultimo libro di Federico Casotti, edito da Meltemi Linee. Non è solo un gioco, perché il calcio è così importante per l'uomo. E in effetti, se uno legge questo libro, trova delle prospettive di analisi del gioco. Poi, vabbè, c'è anche il famoso richiamo a Pasolini quando diceva chi gioca il calcio in prosa, chi lo gioca in poesia e così via. Ma la cosa che più mi ha colpito, le sue riflessioni sul calcio femminile, sul calcio come dramma sociale. Il calcio e l'immigrazione. Dopotutto, noi siamo davanti a un mondiale a cui purtroppo non parteciperemo, in cui ci sono molte più squadre e soprattutto la FIFA con Infantino punta ad allargarsi verso quei paesi nel terzo mondo e non solo, dove il gioco del calcio è davvero povero ed è davvero lontano. Ecco, che ruolo ha il calcio nella psiche delle persone? Bella domanda. Allora, intanto ti dico che Casotti, tutti lo conosciamo come telecronista sportivo, ha sempre avuto un amore per l'antropologia, no? Infatti lui si laureò in antropologia e quindi la sua visione del calcio è una visione socio-antropologica. Quindi che ruolo ha il calcio nella nostra vita? Allora, già pensa all'antichità, no? Gli addestramenti per i soldati greci e romani, al gioco informale, alla ritualità in tutte le popolazioni, le ritualità per propiziarsi la vittoria, la consegna della maglia, la consegna della coppa, cioè sono tutti elementi, diciamo, dell'umanità che sono presenti nel gioco del calcio sicuramente, però fanno parte proprio dell'essere uomo o donna, no? Del concetto di umanità, del senso di appartenenza condiviso che si forma attorno ad una squadra. Quindi la comunità che si lega ad una squadra di calcio diventa come dire, una stampella identitaria, dice lui, con la quale affermare i propri valori, anche se sei all'estero, anche se sei in un altro contesto. Quindi il calcio non è solo calcio, è rito di passaggio, è un fatto sociale totale. Lui lo definisce un fatto sociale totale. E quello che succede appunto, come dicevi tu, è il social drama, no? Cioè il palcoscenico su cui si proiettano i conflitti politici e le tensioni collettive che altrimenti troverebbero espressioni forse molto più drammatiche e pericolose. Per esempio, no? La guerra del calcio tra Salvador e Honduras nel 69, lui nel libro fa riferimento a quello. Allora, lì le partite di qualificazione ai mondiali del Messico divennero la miccia di un conflitto che si preparava da tempo e lui prende questo come esempio per mostrare come senza quel confronto esasperato, anche se ristretto all'ambito sportivo, le popolazioni di Salvador e Honduras avrebbero accettato molto più difficilmente l'idea poi della storia che è seguita, no? Il conflitto armato, o addirittura se pensi al 2022 a USA-Iran,
nel Qatar 2022, voglio dire, no? Pensa adesso che cosa sta succedendo tra USA e Iran, abbiamo avuto la partita, cioè abbiamo un legame, voglio dire, tra il calcio e la storia, che spesso anticipa, il calcio spesso anticipa la storia. Poi il libro dedica un capitolo al fenomeno migratorio sempre intrecciato al calcio, sia nel Novecento che nei giorni nostri. Tu sai meglio di me, quando arrivano bambini brasiliani, bambini di altri paesi abituati a giocare a calcio sin da quando sono nati, non nelle squadre come abbiamo noi, le squadre dei pulcini, ma in mezzo alla strada, quanta abilità possano avere, no? Maggiore anche la nostra, oppure non hanno avuto super allenatori, la mamma che gli faceva la doccia nello spogliatoio, la merenda dopo la partita, cioè, eppure hanno sviluppato come dire, delle skills, delle capacità che li hanno portati alla fine nelle squadre di tutta Europa. Quindi a proposito di questo, l'autore parla della squadra composta da richiedenti asilo che c'è a Milano, dove il pallone diventa strumento di integrazione, quindi non dall'alto verso il basso, ma proprio da persona a persona. E poi racconta nel libro un sacco di aneddoti, di studi, è una narrazione che scorre da diversi punti di vista, da che cosa è il calcio per le donne. Cioè, ti ricordi per esempio la canzone di Rita Pavone? Sì. Mi lasci sempre, aspetta, com'era? Mi lasci sempre sola. La domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone, perché una volta non ci porti pure me. Questo era. Esatto, mentre le donne sono state escluse dal calcio per tantissimi anni, no? Sì. È un fenomeno recente, adesso quasi tutte le squadre hanno anche la parte femminile, cioè abbiamo il campionato di calcio femminile, ok, ma dal 68, cioè 70 anni dopo il primo campionato maschile, e solo dal 2022 è stato garantito alle calciatrici italiane lo status di professioniste, quindi è stata una lunga come dire, lunga lotta, un lungo percorso, quello delle donne per arrivare nel calcio ad avere gli stessi diritti degli uomini. E devo dire che è un tema poi legato anche alle questioni LGBT spesso, no? Sì. Tra donne e donne in campo. Ti ricordi che la statunitense che ha vinto nel 2019 al FIFA World Player come migliore giocatrice del mondo è per esempio una delle più attive in prima linea a prendere posizioni forti in favore della comunità LGBT, quindi anche mi ricordo che l'account sociale della Juventus per esempio nel 21 pubblicò un video dove annunciava l'imminente maternità della moglie di Lina, mi ricordo se si pronuncia Artig, mi pare che era una centrocampista svedese del Torino. Quindi e anche, voglio dire, le donne nel calcio hanno anche aperto una strada per affermare i diritti delle donne di stare con altre donne. E quindi anche lì c'è un valore sociale, no? C'è un valore, come dire, di trasformazione sociale dello sport femminile che poi ha portato anche a un'evoluzione del racconto sportivo in sé. Le donne, per esempio, sono entrate nel giornalismo sportivo, che fino alla fine degli anni '80 era riservato solamente agli uomini. Sì, addirittura si diceva che le donne non potevano parlare di calcio perché non l'avevano mai vissuto dall'interno, non l'avevano mai praticato neanche a livello amatoriale, non l'avevano mai vissuto in prima persona, e quindi con quale diritto la donna poteva occuparsi di calcio, commentare una partita. E quindi come se tutti i giornalisti parlamentari, come dire che tutti i giornalisti parlamentari per fare giornalisti parlamentari devono essere stati prima parlamentari. Sì, ma questo è come disse Arrigo Sacchi quando divenne allenatore del Milan, e uno gli disse no, ma come fa a fare l'allenatore uno che non è stato calciatore? E lui rispose: non sapevo che per poter fare il fantino bisognava essere stati già cavalli. E è la stessa cosa. Aneddoto personale: 20 anni fa, quando io facevo i turni della domenica sera ad Affari Italiani e dovevo fare la cronaca come si chiama? La cronaca della serata della giornata di Serie A,
io sudavo freddo perché il pallone non mi è mai interessato, non ho mai capito niente, non me ne frega niente, e però dovevo fare l'apertura di giornale. E lì era un dramma, perché io posso raccontarti, che ne so, un omicidio in Vaticano dei più efferati con tutti i dati, le cose e non batto ciglio, ma quella roba là mi mandava completamente in tilt, pazzesco. Quindi, come vedi, non è questione di sesso, è questione proprio di interesse, punto. Come Sì, quelli di che interesse che sì, Dimmi, gli dimmi. italiani hanno tutti una grande passione per il calcio, ma uomini di altre nazioni hanno più passioni verso altri sport. Per esempio, quando io parlo con amici, non so, inglesi, per esempio, olandesi, sì, seguono il calcio, ma moderatamente, non in modo, come dire, ossessivo come facciamo noi italiani, Ma no? sì, ma in questo paese abbiamo sta mania che poi francamente è veramente oppio dei popoli. Il calcio è l'oppio dei popoli. Poi, io ricordo una volta sul treno ho visto due tizi picchiarsi dopo un derby Milan-Inter. Si sono pigliati a cazzotti, letteralmente li hanno dovuti separare. E io mi sono chiesto, ma secondo voi Bobo Vieri e non mi ricordo quale giocatore che c'era allora nel Milan vengono da voi e vi separano o non gliene frega assolutamente niente? Cioè io queste cose non sono mai riuscito a capirlo, detto tra noi. Ma gli stadi sono anche un luogo di detonazione dell'aggressività sociale, no? Sì. Molte persone urlando, facendo la tifoseria accese, cioè scaricano le tensioni e magari si evita che quelle tensioni possano essere scaricate altrove, che so, picchiando per strada un automobilista che fa una manovra magari per te sbagliata, eccetera. Quindi è un modo per scaricare la tensione. Certo, il calcio è anche un modo per scaricare le tensioni sociali, perché quando i tifosi vanno allo stadio la domenica a urlare, come scaricano quelle tensioni, quella rabbia che hanno dentro, come dire, si liberano. E meglio così che farlo in mezzo ad una strada aggredendo, non so, un altro automobilista o a casa, no? Quindi ha anche un valore, come dire, di utile, possiamo dire, no? Certo, quando la misura viene superata e si arriva nella violenza, come spesso è stato, infatti abbiamo avuto poi delle leggi ad hoc per limitare il fenomeno, chiaramente siamo in una deriva patologica. Però scaricare con lo sport, con la tifoseria, le tensioni della vita quotidiana, familiare, personale, è comunque utile per molti. Questo sicuramente. Anna, allora io ti voglio ringraziare. Una curiosità, tu hai giocato a calcio? Ti è capitato? No, però non so se Vale ha un fratello arbitro. Ah, allora sì, possiamo omologare il risultato. Per cui la mia casa è da quando ho memoria una continua serie di partite di qualunque continente, d'estate, d'inverno, d'autunno, tant'è che per fortuna mi ricordo da piccola i miei a un certo punto mi comprarono un altro televisore proprio per sopravvivere alle partite continue ogni giorno a qualunque ora. All'epoca non c'era tutta la possibilità che abbiamo ora, non c'erano, non so, Sì, certo. Sky, e tutte le piattaforme, internet anche si usava pochissimo, però lui riusciva comunque a trovare partite su qualunque canale piccolo, grande, potesse esistere nell'allora etere, sì. Sai, nel 1974 Lando Buzzanca ha girato un film nel quale c'è pure Bruno Pizzul nel ruolo di se stesso e si chiama L'arbitro. Alla fine quest'arbitro, molto ligio al dovere, perché in fondo è una caricatura del leggendario Concetto Lobello, che fu uno dei più famosi arbitri degli anni 60-80, a un certo punto lui si prende così sul serio, perché per essere ligio poi comincia a ricorrere a integratori e cose, che lo mandano ad arbitrare un incontro mondiale, la finale mondiale, e alla fine lo devono arrestare perché lui non fischia mai la fine dell'incontro. L'incontro supera il 130esimo, il 140esimo minuto di gioco, alla fine i giocatori si fermano e lui viene arrestato. Un finale veramente da vaudeville, guarda. Senti,
Senti, questa Quindi settimana... tu non hai giocato calcio neanche da bambino? No, io giocavo o portiere o terzino di sfondamento, ma non mi ha mai appassionato, credimi, mai. Preferivo andare in bicicletta, questo sì. Questa è una cosa, diciamo, più da uomo del nord, no? Lo Perché so. a Roma la passione della bicicletta è molto rara, anche perché a meno che tu non voglia rischiare la vita, Lo non è so, ma facile pensa andare che io invece a andavo Roma. in bicicletta in un paese in salita del profondo sud che è Vibo Valencia, quindi i miei coetanei col motorino mi si affiancavano e sfottevano, pedalare, e loro però avevano il motorino, io no. Quindi... Cioè, eri l'unica bicicletta di tutta Vibo, Esatto. immagino. No, sì, praticamente sì, biciclettato, perché no, a 18 anni la macchina, neanche per idea, neanche quello, ma siamo anch'io ho vissuto in sopravvissuti parte anche a questa... Sì, anch'io ho vissuto in parte questa esperienza perché non mi comprarono il motorino, a 18 anni la macchina appunto, motivo per cui poi a Roma io non ho mai guidato il motorino, perché per guidare il motorino in una città come Roma devi avere l'expertise addosso di almeno 20 anni di esperienza sulle due ruote, no? Perché per quanto tu possa guidarlo, perché alla fine è semplice da guidare, non hai quella prontezza per evitare il movimento dell'altro, no? Delle macchine, a parte che vedo moto e motorini a terra tutti i giorni a Roma, quindi è abbastanza inquietante, nonostante sia forse l'unico mezzo per muoversi in una città dove non funziona nulla, ci sono ancora centinaia di cantieri aperti in contemporanea che in teoria dovevano essere chiusi per il giubileo che è finito, e quindi è sempre più complicato, quindi ammiro molto chi riesce ad usare il motorino a Roma, chapeau. Io non ce l'ho mai fatta, le due ruote ci ho provato per un periodo, poi ho rinunciato No, io mi perché sono appunto era rifatto altrettanto perché... pericoloso. No, io mi sono rifatto perché oggi macino circa 4-5 mila chilometri l'anno in Vespa, per cui mi sono Ma a Milano vendicato lo puoi così. fare. Questo è pure vero. Questo è A pure Milano vero. sì. Bene, Vabbè, allora... se mai mi trasferirò a Milano mi convertirò alle due ruote. Ottima idea. Grazie del tuo tempo, Anna. Grazie a te, un saluto a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound, a mark, a yen, a buck, or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and to feel like a night's entertainment, you can pay for the escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor. Money, 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 money. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci, casomai mondiali. Buonasera, a voi la linea. Grazie Natalia, quando arriva una
vita da mediano al giovedì, lo sapete che c'è sempre lui, l'avvocato Claudio De Filippi, e stasera torna un altro gradito ospite che ormai potremmo tranquillamente promuovere a co-conduttore anch'egli di questa fascia, l'onorevole Alberto Gusberoli. Buonasera a entrambi. Buonasera, un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito. Grazie del suo tempo. Salve Avvocato. a tutti, ciao Antonino, io sono ben contento di farmi sostituire dall'onorevole quando vuole, anche perché la sua autorevolezza ci è utile, ci è preziosa. No, grazie. Vi ringrazio allora, caro molto, Antonino, se mi permetti, io volevo fare la prima domanda, a meno che non voglia fare tu qualche domanda. No, una domanda ve la farò verso la fine. Prego. Va bene. Allora, intanto, onorevole caro, lei è la persona più, diciamo, attrezzata da un punto di vista culturale e di sensibilità umana per questo argomento che riguarda tantissimi italiani e tantissimi radioascoltatori. Quindi sostanzialmente noi abbiamo avuto tanti ospiti politici e quant'altro, però nessuno come lei, mi creda che non sto facendo della piaggeria, ma lo dico sinceramente. Quindi fondamentalmente vediamo che lei anche capta idee, che non solo noi ovviamente, immagino, le diamo per poi trasformarle in emendamenti utili per i cittadini e per la loro serenità, la loro tranquillità e quindi i rapporti con il fisco. E la domanda è questa. Gliel'avevo già anticipato probabilmente nelle altre volte che ci siamo visti, ma stavolta ci sono delle novità. Sembrerebbe che lei abbia tirato fuori un emendamento che ci aveva già anticipato col decreto fiscale, che sarebbe in grado di riaprire la quater o addirittura, perché noi abbiamo avuto un ospite la scorsa settimana, il dottor Timpone, commercialista famoso, sempre in TV, non come lei ma quasi, che praticamente ci ha detto che si potrebbe anche avere, grazie a lei, un'apertura della quinquies rispetto a coloro che sono decaduti dalla quater. Questa è la domanda, un portico volato. Allora, sicuramente diciamo al 90% dovrebbe passare con un emendamento della Lega al Senato che io domani mando 6-7 emendamenti al Senato e mi li depositano al decreto fiscale per riaprire la possibilità della quater per chi non ha pagato le rate di novembre e di febbraio. Dico al 90% dovrebbe passare perché questo emendamento aveva già avuto il parere positivo del MEF, ma al milleproroghe, ma poi per ragioni di tempo, con una certa in qualche modo arrabbiatura del sottoscritto, non era stato votato, però aveva il parere favorevole del MEF, quindi lo ripresentiamo al Senato, il decreto fiscale, ci mettiamo anche la rata di febbraio perché nel frattempo l'emendamento precedente che non è stato approvato riguardava la rata di novembre, quindi novembre e febbraio. Questo è un emendamento che andrà al Senato. Un altro emendamento sarà la riapertura della quater totale per chi è decaduto dalla quater ma non può fare la quinquies perché è un accertato e quindi presenteremo anche questo, poi sarà il governo a valutare se accoglierlo o meno e questo lo presentiamo per ragioni di equità. Poi presenteremo un emendamento sulla quinquies, 3 emendamenti, uno che dà anche per il pagamento delle rate della quinquies i 5 giorni che sono ormai accettati diciamo normalmente per qualsiasi scadenza, perché il governo si era dimenticato dei 5 giorni e quindi le rate della quinquies scadono esattamente il giorno di fine mese. Poi presenteremo un'apertura della quinquies alle cartelle esattoriali degli enti locali dati all'Agenzia della Riscossione. Poi
presenteremo un'apertura della Quinques per le casse di previdenza e cercheremo di far aprire la Quinques anche agli accertati. Questo è molto più problematico perché da un lato non sono particolarmente favorevoli i nostri colleghi di governo e poi in qualche modo bisogna trovare delle risorse. In ultimo presenteremo un emendamento che non c'entra niente con la rottamazione quater, con la rottamazione quinques, ma che ha a che fare con la giustizia fiscale, cioè la giustizia nel senso che tutti quelli che non riescono, sono decaduti dalla quater e non possono fare la quinques. Non possono fare la quinques perché appunto fanno parte di quegli accertati. Gli diamo la possibilità, però ovviamente deve essere approvato l'emendamento, ma questo secondo me avrebbe le gambe perché non necessita di copertura, perché gli diamo la possibilità di rateizzare a 10 anni con sanzioni e interessi. E questo è interessante perché in questo momento uno che è decaduto dalla quater non può fare la quinques, o paghi in un colpo solo o fallisce. E quindi da un lato non rappresenta nessun introito per lo Stato perché cioè nessuno ha questa capacità di pagare. Se è decaduto già dalla quater vuol dire che non riusciva a pagare a rate, figuriamoci a pagare in un colpo solo. È una cosa che era stata, diciamo, abolita dal governo Draghi, la possibilità di rateizzare con sanzioni e interessi, e noi vogliamo riproporlo. Ecco, quindi è un ventaglio di emendamenti che presentiamo al decreto fiscale al Senato. Io li ho anche illustrati in un'intervista su Italia Oggi. Sono emendamenti che hanno la potenzialità di essere approvati, perché poi ci sono altri emendamenti apriamo ad anni in più piuttosto che facciamo fare la quinques anche a quelli in regola della quater, però hanno una tale necessità di copertura di bilancio che io non mi sento neanche di proporli, perché vuol dire prendere in giro il cittadino, e quindi cioè far aderire quelli della quater alla quinques, che da un lato sarebbe giusto, ma dall'altro lato costa 4 miliardi 340 milioni. E dove li troviamo? Ecco, onorevole, e lei ci ha dato degli spunti interessanti perché i radioascoltatori in questo caso possano capire meglio, ma anche noi. Praticamente lei dice: coloro che sono decaduti dalle rateizzazioni e che sono bloccati per quella sciagurata legge del 22 giugno 2022, se non sbaglio, che non possono più fare nulla perché non possono neanche recuperare pagando le differenze che non devono pagare, quindi sono bloccati, le rateizzazioni bloccate. Lei dice che le rateizzazioni bloccate e le rottamazioni bloccate come la quater precedentemente novembre 24 rientrerebbero nella quinquies, o dice che fanno una rateizzazione a 10 anni comprese le sanzioni? Per capire. Allora, sostanzialmente quelli decaduti dalla quater novembre e febbraio e che potrebbero riprendere la quater, e quindi sono quei decaduti lì. Poi presentiamo anche una riapertura totale della quater, poi presentiamo anche una ultima spiaggia, chiamiamola così, cioè per quelli che sono decaduti dalla quater, supposto che non la riaprano e non entrino in quelli di novembre e di febbraio, ma sono decaduti dalla quater, non possono fare la quinque perché sono accertati. A quel punto dargli la possibilità di rateizzare con le sanzioni di interessi, perché se no questi qui cioè non possono nient'altro che alzare le mani e chiudere. Siccome la politica e il fisco dovrebbero essere in primo luogo dalla parte del cittadino, perché sennò è inutile che tanti parlano. Io non ci parlo mai di fisco amico, perché il fisco non è mai amico, ecco.
però almeno fisco un po' meno nemico, ecco, quindi la possibilità di rateizzare con sanzioni di interessi per chi non ha nessun'altra possibilità né di fare la quater né di fare la quinques. Ecco, onorevole, adesso io le farò la mia classica domanda retorica. Cioè, secondo lei è giusto che un cittadino che ha avuto la rottamazione quater, la rottamazione ter, la rottamazione bis, eccetera, la possibilità di rottamare gli accertamenti, adesso si veda perché è decaduto dalla quater, per esempio, nella impossibilità di andare nella quinquies e quindi di dover pagare questa qua è una ingiustizia, bisogna dire le cose come stanno, cioè sostanzialmente che si sia deciso, e non è una decisione della Lega, perché la Lega, basta prendere il progetto di legge della Lega, mia prima firma, prevedeva la platea, tutti potevano aderire alla quinques, quindi accertati o non accertati. Poi nelle dialoghi all'interno della maggioranza si è voluto escludere gli accertati, per me sbagliando, perché la rottamazione 1, 2, 3, 4 aveva dentro tutti, quindi non capisco come perché si sia dovuto escludere gli accertati. Sinceramente non è stata una bella cosa, ecco. E ovviamente in questo caso si fanno figli e figliastri, ecco. Quindi, però purtroppo i nostri alleati mi sembrano abbastanza inconvincibili su questo aspetto, ecco. Tenete in considerazione che nelle 4 rottamazioni precedenti ci sono entrati tutti, le 4 rottamazioni precedenti le ha fatte 2 il PD, 1 Lega 5 Stelle e la quater l'ha fatta tutto l'arco costituzionale, quindi alla fine non c'è uno che non ha fatto una rottamazione piena con dentro tutti. Solo la quinques non ha dentro gli accertati. Non è una bella pagina, devo essere sincero, da persona che crede di capirne qualcosa di fisco e ha scritto la PDL della Lega. Se non mi passa di mente. Lei ha parlato prima di casse private, casse degli artigiani, dei commercianti, dei professionisti, immagino. No, giusto? commercianti artigiani è già possibile perché sono gestite dall'INPS e quindi sono già dentro nella quinques. Invece le casse di previdenza private, vuol dire cassa medici, commercialisti, notai, ingegneri, architetti, geometri, ragionieri, cioè tutte queste casse attualmente non possono fare la rottamazione, però tantissimi cittadini hanno arretrati di queste casse, quindi sarebbe giusto farli rientrare. Benissimo, ma le chiedevo questo, Presidente, nel momento in cui una cassa, per esempio quella degli avvocati, sembrerebbe, dice no, io non voglio fare la rottamazione, è giusto dare l'autonomia alle singole casse che decidono se o non aderire? Allora quando uno che c'ha l'INPS si trova già l'INPS che ha detto di sì, e quindi fondamentalmente è sempre una previdenza obbligatoria. Cosa ne dice? Dico che sarebbe meglio che tutte le casse aderissero, ecco, però per fare questo bisogna fare una modifica ed ecco perché inserisco un emendamento anche per aprire alle casse di previdenza la rottamazione quinques. Sì, ma dovranno sempre poi a facoltà di dire sì o no o sarà obbligatorio aderire? Per capire. No, sarà sempre una facoltà perché le casse di previdenza hanno una gestione autonoma e quindi bisogna vedere quanto costa, però tendenzialmente a differenza dei comuni che nel momento in cui decidono la rottamazione devono andare a coprire, fare copertura di bilancio, le casse non lo devono fare.
Quindi tendenzialmente se si dà la possibilità per legge di ricomprendere anche nella rottamazione le casse di previdenza, quasi tutte lo faranno. Ecco, una domanda che va un po' oltre quelli che sono le cose, che riguarda sempre le casse. Ma secondo quello che è la sua conoscenza, quindi lei è anche un commercialista, quindi fa questo di lavoro, le casse private possono agire come credono, cioè agire sia tramite Equitalia oppure agire direttamente loro, oppure no, devono agire sempre ed esclusivamente tramite il canale dello Stato? Questa è la domanda che le faccio, va un po' oltre quello che è il solito discorso che facevamo, però è connesso. Ma guardi, sinceramente la normativa delle casse è una normativa ad hoc, quindi non è assimilabile all'INPS o diciamo a altre contribuzioni obbligatorie che passano attraverso l'INPS. Quindi sinceramente non saprei, ecco, è tutta una normativa a sé quella delle casse di previdenza private. Avevi qualcosa da chiedere al Presidente Antonino? Pronto? Pronto? Probabilmente è caduta la linea, immagino. È caduta la linea, sì. No, lei, scusate, ero muto io, perdonate. Ah, Abbiamo un muto, ascoltatore in appunto, linea, Vittorio, se lo vogliamo fare intervenire. Come? Se vogliamo fare intervenire questo nostro ascoltatore, Vittorio. Certo, volentieri. Pronto, Vittorio? Pronto? Vai, Buonasera, sei in linea. dottor Antonino, i miei omaggi, onorevole e avvocato. E io non sono contrario alle mie cose personali perché non sono per questo discorso, io sono un onesto cittadino. Ci troviamo in queste condizioni, non sono riuscito a farlo segnalare, ma non ci sono riuscito a farlo correggere perché come me c'è mezza Italia così combinata. Quando si è fatto il giudice di pace, il signor Berlusconi ha detto fate il ricorso gratuito, vedete le persone non ne sanno niente, fanno la domanda, fanno il ricorso contro le multe e dopo 3-4 mesi si arriva a una nota di 400 euro di pagamento perché non hanno fatto un versamento di 90 euro. Questo è il giudice di pace. Andiamo invece a noi. Io ho fatto un ricorso al TAR, ho pagato l'avvocato, tutto a posto. Dopo di questo non ne so più niente, so che mi è arrivato l'esattoria e mi ha portato praticamente 3.000, non lo sapevo di che cos'era. Sono andato al TAR e mi hanno spiegato che il suo difensore non ha versato 932 di marca virtuale e quindi la sovrattassa strozzina, ecco, lo Stato vicino al cittadino, lasciamo stare i commenti, da 100 a 300 mi hanno appioppato 3.000 euro. Io speravo con altri che ci fosse stata una specie di condono, non per evadere le tasse, ma per pagarmi quello dovuto. Dopo i 30 giorni che il legale fa il ricorso, non si può più ritirare, deve andare avanti e anche se lei, l'interessato, vuole ritirare tutto, ormai deve pagare 3.000 euro con 900. La stessa cosa si fa quando si fa il ricorso o al Consiglio di Stato o CDA in Sicilia, con lo stesso sistema. Quindi già io sto pagando, non è questo il problema. 3.000 euro mi fanno pure la transizione, ma 3.000 euro sul 900, quindi 300. Quindi si aspetta il cittadino per fotterlo, questa è la verità dei fatti. Subito dopo il ricorso è la stessa maniera. Vittorio, un attimo che ti risponde l'avvocato De Filippi, prego. Allora, volevo fare una precisazione e infatti la domanda per l'onorevole Gusmeroli potrebbe essere questa. Premesso che come nel caso del radioascoltatore si vede una sanzione di 200% sul contributo unificato, ovvero lui deve pagare 1.000 euro, però non avendo pagato 1.000 euro si trova a pagarne 3.000. Lei, onorevole, ritiene che
i contributi unificati, se non ho capito male anche l'idea del radioascoltatore, possano rientrare in una sanatoria ad hoc, perché attualmente non c'è possibilità di rateizzare, non c'è possibilità e soprattutto il 200% è tantissimo anche rispetto al decreto del 1 settembre 2024, cosiddetto decreto sanzioni, che diminuisce i minimi al 70%. Sì, diciamo che bisogna intervenire anche qui legislativamente per permettere delle rateizzazioni, però a monte c'è che la sanzione deve essere ridotta. Cioè, perché è ingiusto che nella rottamazione quinques non ci possano confluire le cartelle esattoriali da accertamento? Perché? Uno, perché nelle 4 rottamazioni precedenti ci confluivano. 2, perché le sanzioni che sono inserite in quelle cartelle esattoriali sono propositate, sono inumane, e quindi cioè, nel momento in cui uno si trova ad subire un accertamento in una situazione in cui spesso la normativa è soggettiva, dove se andiamo a vedere i contenziosi quasi sempre vince il cittadino, voglio dire, permettere di rottamare anche, quindi rateizzare a 9 anni anche le cartelle esattoriali dell'accertamento è una questione di di equità. Ecco, quindi su questo io spero che i nostri alleati cambino idea e si possa pensare a fare una rottamazione quinques con dentro tutto. Ecco, ovviamente bisogna intervenire perché allo stato attuale, quando è stata approvata la legge, si è intervenuti togliendo le cartelle esattoriali d'accertamento, quindi ci sono dentro valanghe di cartelle esattoriali con un sacco di sanzioni spesso ingiuste e il cittadino in questo caso deve pagare ma non ha nessuna forza per poterlo fare. Ecco, quindi bisogna, siccome la politica deve essere dalla parte del cittadino, o dovrebbe esserlo, ecco, su questo bisogna un po' ripensare. Vittorio. Sì. Mi pare che tu abbia avuto una buona risposta o no? Sì, insomma, praticamente il problema è che l'avvocato ha condannato con un consiglio di Stato. Sono andato là per ritirare, ma non è possibile più. Dopo i 30 giorni, il problema è solo uno, Antonino, uno solo. Nel momento in cui il cittadino praticamente c'è in corso e uno lo vuole e passa i 30 giorni e basta, io mi annullo, mi ritiro tutto, vi pago dei danni e basta. Non può essere che loro continuino a fare la causa che già si sa che è perduta, si deve fare ancora si deve istruire, si deve fare. Ormai è avviata, per fare i 30 giorni non può fare né marcia indietro né avanti, basta, deve stare a parlare tutte le cose. Caro signor Vittorio, lei può impugnare il contributo di 3.000 euro nei tempi di legge e io le consiglio di farlo, anche perché il decreto sanzioni del settembre 2024 prevede la riduzione dal 200 che pagherei al 70. Il decreto, questo lo diciamo ma il dottor Gusmerolli lo sa meglio di noi, il decreto ha un'interpretazione autentica secondo la quale si applica dal momento in cui è entrato in vigore, nel 2024. Ma essendo le sanzioni tributarie parificate a quelle penali, quindi c'è il principio del favor rei, dovrebbe essere che tutte le sanzioni applicabili da quando è entrato in vigore il decreto siano retroattive anche, quindi ci sia la possibilità per il principio di favor rei di avere sanzioni al 70 non più al 200 e questa sarebbe già una risposta. Purtroppo lo Stato continua ad applicare il principio del come si chiama, il principio del diritto romano, secondo il quale per quando il ricorso è precedente e ancora si applicano le sanzioni vecchie, ma questo è ingiusto e quindi le ho dato una risposta. Avvocato, mi perdoni, scusi, no, perché divento un duetto, no, non voglio fare questo discorso alla radio. Praticamente quello che sta dicendo lei
è stato seguito, non le dico di chi, da un giudice tributario che mi ha consigliato e non credo, allora il giudice non è all'altezza di potermi consigliare, non si è potuto fare niente e ne ho un altro in corso di 5.000 euro per il Consiglio di Stato, perché in Sicilia abbiamo un CGA come ricorso, mentre da voi c'è Lei il può Consiglio di Stato. impugnare le Con la sanzioni stessa da penalità contributo non ho potuto unificato alla commissione tributaria, glielo dico io, quindi purché sia nei tempi da quando glielo notificano, quando gli arriva la notifica di 5.000, di 3.000, lei può impugnare e consiglio di farlo. E io l'ho fatta, io appena mi arriva, senza dubbio, lo aspetto, quindi se sono ancora vivo per me, appena arriva, senz'altro mi registro e la ringrazio moltissimo. Io penso che basterebbe annullare il discorso senza esserci versato la contribuzione delle marche amministrative. Il ricorso non può andare avanti, viene cestinato dopo 30 giorni, o si paga o non si fa la causa. Questo è giusto perché non si può subordinare il pagamento del contributo alla causa. Se lei lo impugna, la causa deve andare avanti. Poi sarà la Commissione di Giustizia Tributaria a stabilire se la sanzione è una sanzione equa e proporzionata secondo i principi della Corte di Giustizia di Lussemburgo anche e della Cassazione oppure no. E quindi può ridurla. E noi abbiamo avuto un caso oggi, tra l'altro sul giornale, di uno studio legale romano che ha vinto la causa a Roma e cui il giudice ha detto quello che sto dicendo io, cioè che la sanzione è retroattiva, cioè deve essere ridotta retroattivamente al 70% e non pagare il 200%. È una bella differenza, come vede sono migliaia di euro. Grazie Avvocato. Come io registro la trasmissione, mi presento con quello che ha detto lei, all'ex giudice, no, è giudice attivo, quindi ci vede, mi hanno detto a Roma, la Lega, così, l'avvocato, non si può fare niente, ma lo voglio vedere, me lo devono scrivere e poi io lo rimando al dottore Danna che è sempre attivo su queste cose. Molto bene, grazie. Allora, tiriamo un pochettino le somme. Onorevole Gusmeroli, avvocato. Allora, caro Antonino, io ho parlato troppo e visto che tu mi inciti, continuo. Allora, l'onorevole Gusmeroli per noi è una risorsa inesauribile, quindi io sinceramente soprattutto un uomo di grande pazienza. Che lui faccia queste cose e continui a farle. Volevo fare un'ultima per chiosare il lavoro che sta facendo lui, mi sembra di aver capito questo. Per esempio, infatti sull'articolo di Italia Oggi che lui ha citato, che io ho letto, tira fuori anche la questione delle sanzioni da registrazione di sentenza. Mi sembra di aver capito che queste sanzioni da registrazione di sentenza non siano contemplate nella rottamazione quinquies. Sì, infatti non sono dentro. Ecco, allora, quindi sostanzialmente lei, caro onorevole, potrebbe piano piano riaprire sempre più con i suoi emendamenti a tutti questi elementi, le casse, gli accertamati, il fatto che chi è decaduto possa ritornare operativo. Quindi questo è sicuramente un'attività assolutamente meritoria, per cui i cittadini le saranno riconoscenti a lei e alla Lega, perché mi sembra di aver capito che ormai se non c'è la Lega di tasse non ne parla nessuno, e quindi speriamo che lei continui sempre più a fare emendamenti e a farseli approvare nell'interesse dei cittadini. Bene, vi ringrazio. Allora, grazie onorevole, al piacere di riaverci presto, di riaverla presto qui in trasmissione. Grazie ancora. Grazie a voi per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie. Eccellente, avvocato. Grazie, ci ritroviamo giovedì prossimo con altri casi in attesa di giustizia. Grazie ancora. Grazie. Benissimo, allora le 19:42 minuti e 40 secondi, ormai siamo arrivati alla fine della nostra puntata, mi pare che siamo arrivati, diciamo così, in fondo e speriamo di aver fatto adeguata informazione anche questa sera per quanto riguarda il delicato tema delle tasse. Io vi do un ultimo aggiornamento, andiamo a dare un'occhiatina all'ANSA e in particolare
Il presidente Mattarella: se prevale la legge del più forte la barbarie. Ancora Solovyov torna sull'Italia, attacca anche Mattarella. La Meloni, un momento, perché non si può stare mai tranquilli con questi banner. La Meloni sullo scostamento di bilancio: non escludiamo nulla. Vi ricordo che stamattina in rassegna stampa vi ho detto appunto del fatto che il ministro Giorgetti stesso si dice pronto a sforare. Trump: controlliamo Hormuz, e ordina di distruggere qualsiasi nave metta mine. Con questo direi che siamo arrivati fino in fondo. Il British Medical Journal: urgente una valutazione della salute mentale di Trump. Ovviamente perché il presidente non è di loro gradimento. Strano che non l'abbiano mai chiesto per Biden, che non sapeva più nemmeno in che parte del mondo fosse, ma dobbiamo accettare la narrazione dei buoni e giusti, naturalmente. Con questo concludiamo la nostra puntata. Ci ritroviamo domani alle 17:30 sulle magiche onde di Radio Libertà per Chilometro Zoom con Lorenzo Viviani, e ci salutiamo con un pezzo degli Alunni del Sole, Fantasia del 1972, dall'album Dov'era lei a quell'ora, un concept album molto interessante. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buona serata. Ritorna nel vento una cantilena, colori d'estate ritornano in me. Ritrovo immagini di noi e ti vedo ancora, come eri bella accanto a me. Fantasia per inventare nel sogno un'estate, sul nostro amore ritagli di sole. Mani di zingara cinte di anelli, avevano dolci carezze per me. Innamorati vicino al mare, e tanto sole intorno a noi.